Buongiorno, siamo di nuovo qui come tutti i lunedì e questo lunedì, anziché parlare di sport, vi parlerò, vediamo come va questa trasmissione. Spero che tutti i lunedì le mie trasmissioni siano di vostro gradimento. Se così non dovesse essere, non fate altro che cliccare sul sito della webcam e dirlo, così vediamo cosa si può migliorare, se c'è qualcosa da migliorare, se avete dei suggerimenti da darmi. Ecco perché io in teoria parlo quasi sempre di queste cose, però se voi avete dei suggerimenti, voglio dire, se avete delle domande da farmi, io accetto tutto, suggerimenti, accetto anche critiche, perché diciamo che le critiche sono costruttive, particolarmente in radio, se c'è qualcosa che non va, visto che io non mi sento, purtroppo non ho la fortuna di trasmetto o mi sento, se io dovessi combinare qualche stupidata, voi come ascoltatori non fate altro che dirmi, noi ti suggeriremo questo, avremo queste proposte da farti, e perché no? Tanto le proposte sono bene accette, voglio dire, quindi siamo qui per migliorare, dobbiamo sempre migliorare sempre in più, quindi se ci sono delle critiche costruttive sono bene, ma anche critiche non costruttive, anche se qualcuno di voi mi dicesse: ma tu cosa dici? Tu non sei portato. Ecco, io accetto anche le critiche, così con le critiche uno sapendo come la pensano gli ascoltatori, uno può tentare di migliorare, perché diciamo che ripeto, io non posso ascoltarmi, per cui non so, per cui voglio dire, se avete delle critiche da farmi, diciamo che io sono pronto ad ascoltarle, possibilmente anche a prenderne atto e vedere di modificare le cose che secondo voi non vanno. Se c'è qualcosa da modificare, se la trasmissione deve essere più snella, benissimo, ditelo. Deve essere più snella, facciamo così, facciamo così. Io le critiche le accetto. Qui voi potete andare sul sito e mandare anche le critiche ai miei superiori. I miei superiori ne prenderanno atto e mi diranno: sono arrivate queste critiche, cosa si può fare per migliorare? Insieme vediamo se si può fare qualcosa per migliorare, perché no? Tanto oggi, anziché parlare di calcio, ho approfittato per vedere secondo voi come va, e se va male non fate altro che dirlo. Ecco, io adesso non l'avevo mai fatto, adesso dopo quasi un mese, 2 mesi di trasmissione ho detto: voglio lanciare questo appello, voglio vedere come va, quindi se voi avete delle critiche ditelo, io sono pronto qui ad accoglierle. Arrivederci.